Buongiorno a tutti voi telespettatori, sono le 12 in punto e anche oggi puntuali. Noi siamo in diretta con il nostro Focus TG per portare a casa vostra l'informazione del Veneto, dandovi tutte le notizie di quello che è successo, quello che sta succedendo nel nostro territorio. Come sempre, tanta cronaca in apertura, ma poi avremo un'ampia pagina dedicata alla sanità, all'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, parleremo di alpini, parleremo anche di turismo, insomma tanta attualità, ma come d'abitudine e come sapete bene, visto che siete in tantissimi a seguirci, apriamo il nostro giornale con la cronaca e purtroppo si tratta di una notizia di cronaca nera. Precipita in cordata e muore a perdere la vita sotto gli occhi della compagna un 48enne di Thiene. Tragedia in montagna, a perdere la vita domenica mattina Giordano Pertile, 48enne di Thiene, precipitato mentre stava scalando con la compagna la via dal lago sulla Gusela di Giau, tra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia nel Bellunese. Esperto scalatore, Pertile, primo della cordata, all'altezza del terzo tiro ha perso la presa ed è volato giù, andando a collidere più volte contro le rocce, prima di fermarsi 40 metri sotto ancora legato alla corda. Per lui traumi fatali. A dare l'allarme è stata la compagna, sul posto l'elisoccorso da Bressanone che ha recuperato la salma del 48enne e portato in salvo la donna sotto shock, così come sconvolta la comunità di Thiene dove Giordano Pertile viveva da sempre. E adesso torniamo a parlare di un fatto di cronaca che sta tenendo col fiato in sospeso un'intera comunità, la 18enne pakistana scomparsa a Castelfranco Veneto. In queste ore è emerso un nuovo particolare: sarebbe in fuga dalla prospettiva di nozze combinate. Anche per questo la Procura di Padova ha aperto un formale fascicolo per persona scomparsa. In base ad alcune ipotesi, la ragazza, che risulta da diversi giorni assente dalla scuola alla quale è iscritta, una scuola professionale di Castelfranco, potrebbe già essere all'estero. La finestra si chiude in fretta, nessuno vuole parlare, sono chiusi nel silenzio i familiari di Basma Azfal, la 18enne pakistana scomparsa ormai da 5 giorni. La ragazza, che insieme ai genitori e al fratello minore vive a Galliera Veneta, è stata vista per l'ultima volta mercoledì al bar della stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto. In queste ore ci sarebbe stato anche un avvistamento. Una donna trevigiana ha allertato i carabinieri dicendo di aver visto una ragazza molto somigliante a Basma nella zona del Montello, sulla presa 10 verso il versante della panoramica. La procura ha aperto un'indagine, nessuna pista viene esclusa, compreso l'allontanamento volontario. Basma andava a scuola all'Istituto Rocco di Castelfranco Veneto. A divulgare la notizia della sua scomparsa è stato il cugino Shaher, che vive nel comune della Castellana e che ha lanciato un appello sui social descrivendo Basma. La ragazza al momento della scomparsa portava con sé uno zaino, indossava scarpe alte bianche, una maglietta nera con una riga bianca ed è alta circa 1,55 m. La 18enne aveva un cellulare ma risulta spento. Il sindaco di Galliera Veneta, dove vive Basma, ha provato a contattare la famiglia ma nessuno dei genitori risponde al telefono. Io ho provato 2 volte a contattarli personalmente, però non ho avuto nessun riscontro. La famiglia è già da molti anni che è qui sul territorio, il papà dal 2015 e tutto il nucleo familiare dal 2018. Persone che si sono proprio veramente integrate moltissimo bene, ma non ha mai dato problemi, anzi averne di queste famiglie. Basma, dice il sindaco, aveva dell'amica Galliera con cui si vedeva nei parchi cittadini, una ragazza molto tranquilla, così come la sua famiglia. Dico a Basma che ci sono i familiari e anche la comunità in apprensione di ritornare a casa. Restiamo in provincia di Padova per una vicenda di sfruttamento della prostituzione e di minaccia, perché un 33enne albanese ha costretto una donna appunto a prostituirsi minacciandola di diffondere online il video hard. A
convinto una ragazza a girare un video hard e poi, minacciandola di diffondere in rete questo video, l'ha costretta a rubare e poi a prostituirsi. Un 33enne albanese è stato arrestato e dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di carcere per estorsione, sfruttamento della prostituzione e violenza privata. L'uomo ha costretto la giovane donna a rubare una tessera bancomat ed effettuare prelievi in contanti. Poi l'ha iscritta in una chat di incontri obbligandola ad avere rapporti sessuali a pagamento. Ogni appuntamento fruttava dai 150 ai 200 euro. L'uomo, riconosciuto colpevole di queste gravi accuse, è stato condannato in via definitiva lo scorso 30 maggio dalla Procura della Repubblica di Padova, che ne ha spiccato il mandato di cattura. I poliziotti della squadra mobile hanno iniziato subito le ricerche, rintracciando il 33enne albanese sabato 4 giugno. L'uomo ora si trova in una cella del carcere Due Palazzi di Padova. E adesso cambiamo provincia, cambiamo anche contesto, momenti di tensione e di paura tra i clienti e il personale di un supermercato di Fossò. Siamo nel veneziano, 2 rapinatori armati di una pistola hanno fatto irruzione nel tardo pomeriggio di ieri, facendosi consegnare il denaro della cassa. Erano in 2, entrambi col volto nascosto da una mascherina anti-Covid ed il cappuccio del Kiwi calato in testa. Uno si è fermato all'ingresso, non facendo più entrare o uscire nessuno. L'altro si è diretto verso l'unica cassa aperta con una pistola in pugno. Erano circa le 18:30 quando la coppia è entrata in azione al PRI di via Provinciale a Fossò. In quel momento il supermercato non era particolarmente affollato. Sono stati attimi di forte tensione. Il rapinatore, che appariva piuttosto nervoso, ha intimato con accento veneto la consegna del denaro, un bottino modesto visto che l'incasso della giornata era già stato versato. I rapinatori sono poi scappati in direzione Campo Nogara in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Ed è stata una serata contraddistinta dal maltempo, quella di ieri nel Bellunese, scoperchiata la scuola di Cortina. Alla fine gli interventi del Vigile del Fuoco negli ultimi 2 giorni sono stati una 50. Ero a casa, tirava parecchio vento e pioggia, per pochi minuti ma intensi. Fortissimo, sono temporali che si vedono spesso ultimamente, quindi. Il giorno dopo la regina è tornata a risplendere, ma i minuti vissuti nella serata di domenica sono stati interminabili. Un nubifragio violentissimo si è abbattuto sulla Conca Ampezzana, diversi gli alberi caduti in strada, il danno più vistoso alle scuole Duca d'Aosta, dove è stata scoperchiata un'ampia porzione del tetto, immediata la sospensione in via precauzionale delle lezioni per le classi medie. Chiaramente il vento c'era in tutta Cortina, poi probabilmente anche in altre località. Si è capito benissimo, forse è stata una tromba d'aria, i danni sono ingenti e poi ci saranno altri danni anche altrove. In effetti il maltempo ha sferzato anche altre zone del Bellunese, 50 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco, tra piante in strada e tetti parzialmente scoperchiati, da Falcade a Sedico. Danni si sono registrati ai fienili dell'Alto Agordino, numerosi anche i blackout elettrici comunque contenuti come nella zona di Sospirolo, pioggia che si è abbattuta poi sul traffico da rientro, fortunatamente però senza danni o particolari disagi. E adesso apriamo sempre all'interno della pagina di cronaca una parentesi legata alla violenza, alle baby gang giovanili, perché saranno i nostri prossimi servizi incentrati su questo argomento. Partiamo da Jesolo, dove risse e caos ultimamente hanno riempito le pagine di cronaca locale, e allora il sindaco della città jesolana chiede più sicurezza e un intervento anche da parte delle autorità. Risse, caos, vandalismi, schiamazzi. L'estate jesolana è entrata nel vivo con quanto ne consegue. Nel weekend appena trascorso, infatti, il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza è stato notevole. Nel lungo ponte del 2 giugno è venuta giù tantissima gente, per fortuna, e per cui ci siamo trovati come ci trovassimo di fronte ad un altro Ferragosto. Per cui le chiamate di intervento delle più disparate, dai problemi di passi carrai, dai rumori, dagli schiamazzi, dalle feste private, dalle soste selvagge, al problema della sicurezza e dell'ordine pubblico, ci erano sempre visti protagonisti, insomma.
per cui abbiamo avuto decine e decine di interventi. Un'altra rissa tra giovanissimi in piazza Mazzini ha impegnato gli agenti che hanno lavorato intensamente per l'intero weekend. Sabato sera avevo fuori sette pattuglie che 3 erano concentrate, soltanto 3 di queste erano concentrate nell'area che gravita tra piazza Mazzini e piazza Aurora. L'ottimale sarebbe quello di avere sempre un presidio fisso con tutte le forze dell'ordine ogni sabato notte dalle 11, dalle 23 di sera fino alle 5 del mattino. Purtroppo gli organici di tutte le forze dell'ordine fanno i conti con la carenza di organico. So che domani mattina, tra l'altro, abbiamo anche un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e domani mattina speriamo di avere dal prefetto anche i numeri per poter portare avanti la stagione, ma già gli anni scorsi ci insegnano che per quanto riguarda la Polizia di Stato gli aggregati arrivano sempre a luglio, mentre per i carabinieri arrivano un po' prima. La richiesta del sindaco al prefetto sarà infatti quella di fare arrivare da subito più forze dell'ordine, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. Come polizia locale avrei bisogno di almeno un centinaio di uomini, ma purtroppo stiamo lentamente cercando di rimportare l'organico del corpo, però dobbiamo far fronte a quelle che sono i limiti di spesa di assunzioni che purtroppo non sono liberi perché sono vincolati alla spesa di personale. Per cui anche se il comune volesse dire prendo un po' di soldi per l'assunzione di personale, queste incontrano i limiti di facoltà assunzionarie e la stessa cosa anche per le altre forze dell'ordine. Per ora il primo cittadino non pensa ad un'ordinanza anti-alcol, vista la riapertura delle discoteche dove le persone saranno controllate direttamente, ma se non dovesse bastare, dice, la firmerò lunedì prossimo. E adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito con tante altre notizie di cronaca, con l'attualità, i nostri approfondimenti. Insomma, siamo e saremo in diretta fino alle 13:30, a fra poco. (12:15), ben ritrovati in diretta con Focus TG. Abbiamo aperto da un quarto d'ora la pagina di cronaca, una pagina di cronaca ricca, variegata, quella di oggi, perché insomma stiamo parlando di baby gang, ma dopo dovremo lasciare spazio a atti vandalici, questioni legate ai problemi, alle ripercussioni di sicurezza stradale, insomma, nei nostri comuni. Tanto di cui parlare insieme. Noi appunto continuiamo con il filone di notizie legato al fenomeno crescente, preoccupante delle baby gang, della violenza, delle risse fra giovani nel nostro territorio. Dopo l'ennesimo episodio di violenze tra giovani stranieri in pieno centro, Vittorio Veneto si interroga sulla questione sicurezza, sconfortato il primo cittadino, per il quale insomma come dichiara lui stesso, non c'è alternativa alla repressione di chi non rispetta le regole della civile convivenza. Non è che in Italia la certezza esista, lo sappiamo tutti quanti, c'è molta incertezza anche nell'applicazione del diritto, è un fattore che dobbiamo portarci dietro. Penso non sia rimediabile oltre un certo limite. È sconfortato il sindaco di Vittorio Veneto, sconfortato per l'ennesimo fatto di cronaca che coinvolge giovani stranieri. Venerdì sera un 22enne nordafricano è stato pestato a sangue e ferito con un coltello ad un braccio da una banda di coetanei del Maghreb e dell'Est Europa. È tutto in piazza Medaglie d'Oro, pieno centro città, e quasi tra la gente che prima di mezzanotte stava rientrando a casa. E tutto per futili motivi. Adesso in passato per le stesse motivazioni, gelosie con ragazzi che hanno l'abitudine di alzare un pochettino le mani. Ecco, però non va bene. No, non va bene, no. D'altro canto cosa si può fare? Sono educazioni che vengono da tradizioni anche, dalla famiglia, da questo atteggiamento. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di coinvolgerli, questi ragazzi, in passato, però con scarsi risultati. Per il sindaco, dopo il dialogo, ora c'è un'unica cura. Qui è si deve arrivare alla repressione più che alla, diciamo così, all'educazione?
L'educazione si può fare, ne facciamo o proviamo quantomeno a farla, ma su età minori. Quando sono ormai diventati uomini è molto più difficile raggiungere qualche risultato utile. Come vedete in tutte le città, anche le più piccole, c'è il gruppuscolo di facinorosi, non so come definirli, che si comportano così. È un dato di fatto con il quale purtroppo bisogna convivere. Non credo che appunto superata una certa età si possa educare qualcuno. Sindaco ancora più sconfortato guardando al futuro delle nostre comunità. Con questo sistema qua non è un bel futuro che si prospetta nella convivenza con queste persone. Passano i giorni e i contorni della maxi rissa scoppiata sul Garda il 2 giugno scorso sono sempre più inquietanti, quindi continuiamo a parlare di baby gang. Le immagini danno il senso della follia vissuta, mentre le indagini procedono, il dibattito diventa addirittura un caso nazionale. Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Le provocazioni dirette alle forze dell'ordine, le risse, i tafferugli, l'abuso di sostanze e le armi, man mano che passano i giorni e le ore, i contorni del folle 2 giugno vissuto sulle sponde del Garda da centinaia di ragazzi si sta rivelando in tutta la sua gravità, con uno scambio incrociato di accuse tra i sindaci di Peschiera e di Castelnuovo sull'ordine pubblico, scene mai viste, racconta chi c'era, e che hanno avuto come sviluppo anche le molestie sul treno Verona-Milano. In questo caso i sospettati sono circa una trentina, buona parte ragazzi immigrati di seconda generazione. Dove siete femministe a targhe alterne? Erano alpini anche questi, si chiede via social l'assessore regionale leghista Roberto Marcato, mentre il leader Salvini, dopo aver parlato di spettacolo indegno, subito rilancia. C'è una proposta di legge della Lega in Parlamento ferma da troppo tempo che prevede l'associazione a delinquere anche per i minorenni, perché non è che sia palpeggiare, a molestare o a derubare un 18enne, può andare a giudizio, se lo fa un 16enne non rischia nulla. Quindi la custodia cautelare per reati gravi, e penso alle molestie, penso agli episodi di violenza, è sacrosanta. Proposta raccolta dallo stesso presidente Luca Zaia in giornata, punizioni senza se e senza male, sue parole, anche perché i fatti veronesi sono tutt'altro che isolati. A Jesolo è stato un weekend di botte di alcol, centinaia gli interventi, tanto da convincere il sindaco della città balneare a chiedere un incontro urgente al prefetto per parlare di rinforzi. A Treviso invece l'ULSS 2 annuncia l'arrivo di nuovi psicologi per affrontare soprattutto il disagio giovanile, e c'è chi chiede, come la deputata Angela Colmellere, di potenziare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Sicuramente il nostro obiettivo è di allargare questo numero di ore, dando la possibilità di fare dei percorsi e dei progetti sempre più specifici. Però è un inizio che va sicuramente portato avanti, e quindi dobbiamo puntare sempre ed esclusivamente sul far sì che questi ragazzi, ripeto, imparino ad essere. E adesso ci spostiamo nel Trevigiano, siamo a Bigolino, carambola sul marciapiede, automobilista salvo per miracolo. Inizialmente, vista la scena, era stato chiesto l'intervento dell'elicottero di Treviso, ma poco dopo il conducente dell'auto è uscito da solo e non ha voluto cure, salvo quasi per miracolo nell'abitacolo di una Opel grigia carambolata contro una recinzione e un cartellone pubblicitario. È successo appena dopo le 7 a Bigolino, a ridosso dello svincolo che porta a Montebelluna in via Erizzo. L'auto sarebbe uscita fuori strada in maniera autonoma, finendo capovolta sulla marciapiede. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. All'incidente hanno assistito in tanti, immagini sono finite anche sui social, sulla pagina Valdobbiadene segnalazioni rapide. Nell'ora di punta il senso di marcia è stato regolato a senso alternato, così da consentire ai soccorsi di raggiungere il mezzo, rimuoverlo e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri, una della polizia locale e una squadra di vigili del fuoco di Montebelluna, supportata dai tecnici di Apigas, per scongiurare il rischio di sversamento e perdite dalla cassetta vicina. Rallentamenti a effetto domino si sono registrati anche sul ponte di Vidor. E vi abbiamo raccontato ieri degli atti vandalici a Monteberico, dove sono state prese di mira le colonnine del balaustro. Ebbene, il sindaco annuncia querela e intanto si lavora al ripristino. Sarà
Saranno le telecamere della videosorveglianza a far luce sull'episodio di vandalismo che si è consumato a Piazzale della Vittoria, Monteberico, monumento nazionale e luogo sacro per i fedeli. Nei giorni scorsi la balaustra è stata nuovamente presa di mira. 6 colonnine di marmo sono state danneggiate. Il sindaco è pronto a presentare querela. Faremo querela in queste ore, stiamo acquisendo tutte le immagini possibili sperando di individuare i responsabili, anche se è sempre difficile ottenere immagini nitide che possano individuare magari il singolo responsabile, visto l'ampiezza della stessa piazza. L'area messa in sicurezza è transennata, spetta ora alla polizia locale vagliare le immagini delle telecamere presenti per verificare la dinamica dell'accaduto ed individuare i responsabili. Il danno non è ancora stato quantificato, ma si lavora al ripristino. Contemporaneamente lavoriamo sul ripristino attraverso la soprintendenza e i restauratori. Su questo ci siamo già attivati con MCPS e con il settore dei lavori pubblici del Comune. Non è la prima volta che la balaustra diventa oggetto di atti vandalici. Tra gli episodi più eclatanti quello di un'auto 2 anni fa che andò a sbattere sulle colonnine decapitandole. E sono stati trovati i 5 giovanissimi autori degli atti vandalici a Arzergrande, individuati e convocati dal sindaco insieme alle loro famiglie. Sono 5 ragazzi, e tutti tra i 13 e i 16 anni, noti italiani. Abbiamo ricevuto diverse poi conferme anche da parte dei coetanei. È pronto a incontrare i genitori degli adolescenti, 2 ragazze e 3 ragazzi, tutti italiani e tutti di Arzergrande, il sindaco Filippo Lazzarin. Gli imbrattamenti della scorsa settimana hanno quindi i loro responsabili. Ha funzionato la taglia da 100 euro messa sul piatto dal primo cittadino e dal consigliere alla sicurezza del comune. 2 segnalazioni, quelle che riceveranno i contanti, sono arrivate in brevissimo tempo, ma se ne sono aggiunte svariate altre che hanno confermato le identità di un gruppo di adolescenti ben noti ai cittadini del comune per le scorribande in bici e il chiasso fino a notte fonda nei parchi. Per ora nessuna denuncia, spiega il sindaco. Non ci saranno se i genitori collaboreranno, perché sennò sarò costretto a denunciare. Io ho trattenuto per un attimo l'atto di denuncia proprio perché non volevo segnarli a vita. È un'opportunità. Un dialogo franco, quello con i genitori, promette il sindaco, che ha le idee chiare. Sicuramente il materiale necessario per ripristinare i danni, vorrò che corrispondano loro la cifra, proprio anche dal punto di vista patrimoniale ed economico. È fondamentale non gravare sulle tasche dei cittadini. E poi sicuramente, se non direttamente, far lavorare i propri figli, però che assistano alle operazioni di ripristino da parte dei volontari, dei lagunari, dell'associazione lagunari di Arzergrande, che si adopereranno nei prossimi giorni. A settembre nelle scuole si lavorerà con insegnanti e forze dell'ordine per far capire quanto sia importante il rispetto del bene comune. Pronto a usare di nuovo lo strumento taglia? Nessun dubbio, conclude Filippo Lazzarin. Speriamo non ce ne sia la necessità, però potrebbe essere sicuramente uno strumento utile, anche se è brutto, la parola forte è taglia, però insomma è un modo per avvicinare e veramente abbattere il muro dell'omertà. Piccola pausa per noi, piccolo break pubblicitario, torniamo fra poco con ancora tanta cronaca e poi, come vi dicevo, un'ampia pagina dedicata alle celebrazioni dei 208 anni dell'Arma dei Carabinieri. Parleremo degli alpini, parleremo di sanità, di turismo, insomma tanto insieme a voi fino alle 13:30. A fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, sono le 12:30, questo vuol dire che abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme per tenervi aggiornati, per tenervi informati su tutto quello che sta succedendo o è successo in Veneto, nel nostro territorio. La nostra pagina di cronaca prosegue, ci spostiamo nel Trevigiano, in
con precisione a Treviso, perché è stato arrestato dalla polizia il pusher di San Liberale. Aveva messo in piedi in pochi mesi un fiorente mercato di spaccio di cocaina. Spacciava cocaina e hashish nel quartiere di San Liberale, nella prima periferia del comune di Carbonera. Un quarantenne centroafricano è stato arrestato ieri dalla polizia e accompagnato in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. Detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, l'accusa formulata dalla procura in seguito a un'indagine avviata dalla squadra mobile all'inizio di quest'anno in collaborazione con i colleghi delle volanti. Una pattuglia aveva infatti controllato in un episodio il quarantenne, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina nascosti sotto la lingua. Da lì la ricostruzione della fiorente attività di smercio messa in piedi dall'individuo, numerose cessioni in cambio di importi che andavano da 40 a 300 euro ciascuna. Al quarantenne sono state sequestrate parecchie dosi e 13.000 euro in contanti. Controlli antidroga anche in tutti quei comuni che fanno parte della federazione del Campo San Pierese, identificate 50 persone. Parchi, controlli nei giorni di mercato, blitz anche nelle aree segnalate nei vari comuni. Sono 50 le persone identificate nell'ultima settimana nell'ambito delle operazioni antidroga e antidegrado degli agenti della polizia locale nei 10 comuni della Federazione del Campo San Pierese. 12 sequestri di sostanza stupefacente. A Campodarsego, in un parcheggio del centro, fermato un trentenne di Saccolongo sorpreso a fumare una sigaretta con droga. Allo stesso, gli agenti hanno sequestrato altra marijuana. A Santa Giustina in Colle trovati dei giacigli in una casa abbandonata a ridosso del centro. Parliamo adesso brevemente di maltempo, perché domenica sera è stata una serata appunto contraddistinta da tante problematiche, tante segnalazioni anche nella zona della Marca trevigiana, specialmente Valdobbiadene. Dopo una giornata di sole, afa, temperature elevate, il maltempo ha interessato ampie zone dell'Alta Marca con vento e forti scrosci di pioggia. Lo stesso centro decentrato della Protezione Civile del Veneto lo aveva del resto previsto, dichiarando l'allerta gialla in particolare su Dolomiti e Prealpi. Mobilitati, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, diversi gli interventi, ma non è stato registrato nessun danno di grave entità. A Conegliano, in zona Monticelle, è stato richiesto il supporto dei pompieri per rami e arbusti strappati dal vento e dalle precipitazioni finiti sui marciapiedi o nelle strade. Squadre di volontari AVAB, già in allerta nel pomeriggio, hanno operato invece in serata in via San Francesco e in via Bosco del Madeana, Valdobbiadene, diretti verso Pianezze per rami e alberi caduti a causa del maltempo. Il sindaco Luciano Fregonese ha fin da subito raccomandato attenzione a chi percorre queste strade per la probabile presenza di rami e alberi sulla careggiata. L'operazione più impegnativa per una pianta secolare caduta in mezzo alla strada in zona Molvine, conclusa solo all'1:30 del mattino. Parliamo adesso di vaiolo delle scimmie, perché si registra il primo caso a Padova. Il paziente è un giovane medico ricoverato al reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera. È un giovane medico specializzando il primo paziente infettato dal vaiolo delle scimmie a Padova. Ha 25 anni, non è in pericolo di vita, ma presenta sintomi accentuati. Queste le sole comunicazioni divulgate dalla stessa azienda ospedaliera di Padova, dove il giovane medico è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive. Si tratta del primo caso di vaiolo delle scimmie a Padova, il secondo in Veneto, dopo quello registrato nei giorni scorsi a Verona. Il medico ha presentato i primi sintomi dopo essere stato in contatto con una persona che arrivava dalla Spagna. I sintomi nelle fasi iniziali dell'infezione sono molto comuni: febbre, mal di testa e alla schiena, dolori muscolari, spossatezza, gonfiore e linfonodi. L'eruzione cutanea compare circa 3 giorni dopo il contagio. La malattia dopo 3 settimane regredisce. Il medico è stato subito sottoposto ad accertamenti ed è risultato positivo al virus monkeypox MPX. Il caso è già stato segnalato all'ufficio di prevenzione dell'USL 6 Euganea, che ha già provveduto al tracciamento dei contatti di lavoro e i familiari avuti dal giovane, che ora dovranno osservare un periodo di quarantena. Il contagio avviene attraverso i droplet a distanza ravvicinata oppure dalla rottura delle vescicole. L'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio ieri segnalava circa 800 casi di persone attualmente contagiate dal vaiolo delle scimmie nel mondo, una ventina i casi registrati in Italia. E
E restiamo a parlare di vaiolo delle scimmie, perché dopo il primo caso in Veneto, individuato a Verona, e quello di cui abbiamo appena parlato a Padova, cerchiamo di fare il punto della situazione anche a Vicenza. Il vaiolo delle scimmie, nessun allarme. Per adesso i casi isolati sono pochi, si tratta di un ceppo che è un po' un parente del germe del vaiolo che aveva imperversato in tutto il mondo fino a circa il 1977, quando è stato dichiarato debellato a livello mondiale. Al momento dunque nessun allarme ufficiale, ma l'alert lanciato dall'OMS per 92 casi confermati in 12 paesi è bastato per attirare l'attenzione su un virus già conosciuto dal 1958, quando fu identificato in un laboratorio di Copenaghen. Un virus che non dà una sintomatologia particolarmente impegnativa, ma dopo l'esperienza del Covid-19 il Ministero della Salute ha comunque elevato la soglia di attenzione per intercettare eventualmente i primi casi che potessero verificarsi. Al momento nella nostra zona non abbiamo segnali di casi sospetti e certo la sintomatologia all'inizio è confondibile con altre patologie perché è una sintomatologia simile influenzale, astenia, febbre, spossatezza. Quello che la caratterizza poi è la comparsa delle cosiddette vescicole a livello un po' del corpo, anche a livello dei genitali, e che sono anche responsabili della trasmissione della malattia, che si trasmette proprio per contatto stretto, molto spesso proprio per questa rottura delle vescicole. A ridosso delle vacanze estive al momento nessuna restrizione è stata diramata dal Ministero per quanto riguarda i viaggi, ma utili sono le raccomandazioni. Raccomandare, come raccomandiamo noi a tutti i nostri viaggiatori, una certa attenzione nel diciamo rilevare questo tipo di sintomatologia. La mortalità è molto bassa, chiaramente, certo sono sempre in causa un po' le persone più fragili, più vulnerabili. E adesso parliamo della festa dell'Arma dei Carabinieri, l'anniversario per i 208 anni dell'Arma, festeggiamenti che sono tornati in presenza nelle varie province del Veneto. Allora noi adesso facciamo un rapido tour fra Venezia, Treviso e Belluno. Cominciamo proprio da Venezia, dove i maltrattamenti in famiglia e le truffe online sono stati i reati in maggiore aumento in tutta la provincia negli ultimi 3 anni. Se ne è parlato proprio durante la cerimonia dei 208 anni dell'Arma. Il dato è stato reso noto dal Comando dei Carabinieri e allora ci spiega tutto nel prossimo servizio il nostro collega Filippo Fois. Durante la pandemia i reati commessi in provincia di Venezia sono calati del 20%. Viceversa, con l'allentamento delle misure anti-Covid si è registrato un aumento del 14%. Complessivamente, quindi, il calo di reati negli ultimi 3 anni è del 6%. Il dato è stato reso noto alla cerimonia per i 208 anni di fondazione del Corpo dei Carabinieri, che dopo 2 anni di stop per coronavirus è tornata a celebrarsi in presenza nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia in Campo San Zaccaria. Abbiamo un aumento sensibile della violenza di genere e questo preoccupa perché chiaramente all'interno delle mura domestiche ci sono episodi anche gravi di violenza familiare. E poi dopo c'è comunque lo spaccio di sostanze stupefacenti, che è un fenomeno che purtroppo è sempre dilagante, preoccupa, e sempre più spesso anche le fasce più giovanili. Il più 20% di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori spicca tristemente nel bilancio di questi 3 anni, assieme ad un dato contraddittorio, un incremento del 7% delle rapine a fronte di un sensibile decremento dei furti, meno 14,6%. C'è però un altro dato che risalta particolarmente, l'aumento del più del 42% delle truffe online, dovuto anche al sensibile utilizzo del commercio via internet durante la pandemia. C'è poi il capitolo della lotta alla criminalità organizzata. Richiamo alla memoria l'indagine, l'operazione Papillon di fine novembre, inizi dicembre del 2021, che ha portato all'applicazione di 39 misure che riguarda ovviamente la cosiddetta ricostituzione della mafia del Tronchetto e di tutte quelle reati che erano un po' tipici di quel periodo. Festeggiamenti e celebrazioni anche al Comando Provinciale di Treviso, che ha dichiarato rafforzerà l'attenzione anche lì sul fronte della violenza di genere. Siamo vicini alle vittime delle violenze di genere.
con la realizzazione delle stanze tutte per sé, in collaborazione con Soroptimi, che ringrazio per la collaborazione. Ben 3 nelle caserme di Oderzo ad ottobre, Treviso a novembre e Castelfranco Veneto nei prossimi giorni, a cui seguiranno nei prossimi mesi Mogliano Veneto e Montebelluna. Stanze d'ascolto diffuse in tutta la provincia, un segnale chiaro, quello lanciato dall'Arma dei Carabinieri sul fronte delle violenze alle donne, ai minori e di genere. È uno dei dati richiamati oggi dal colonnello Gianfilippo Magro nel corso della celebrazione per i 208 anni dalla fondazione dell'Arma. 135.000 controlli operativi su strada dal 1 gennaio del 2021 ad oggi, 670 provvedimenti restrittivi e 6.800 deferimenti in stato di libertà. Rendono la cifra di un impegno quotidiano, assiduo e qualificato. Intensa l'opera di contrasto ai furti e alle truffe, anche digitali. Abbiamo visto come gli anziani, consentitemi i nostri nonni e le nostre nonne, per la loro vulnerabilità siano le vittime privilegiate di ladri e truffatori, oggi più che mai attivi sulla rete, sul web. Altro fronte è quello dell'ambiente, con i carabinieri forestali particolarmente attenti alle aree UNESCO del Prosecco e del Grappa. Un avvertimento a chi ha delle colline del Prosecco vuol fare degli sbancamenti che non sono assolutamente autorizzati. Le norme le conosciamo tutti e quindi vanno applicate. Al termine della cerimonia consegnati gli attestati ai carabinieri che sono distinti in diverse operazioni in provincia, un riconoscimento anche per il comandante della stazione di Vittorio Veneto, il luogotenente Mauro Witt, che dopo 32 anni si congeda dall'Arma. Infine l'Arma di Treviso ha voluto festeggiare anche una famiglia di carabinieri. Lui è il 37enne maresciallo Angelo Capizzi della compagnia di Montebelluna. Lei, Angela Guerra, 33 anni, è maresciallo della stazione di Volpago del Montello. Un amore sbocciato nella scuola carabinieri di Velletri, dal quale sono nate 2 bambine, Eleonora e Ginevra, per una storia e una famiglia in stellette che vuole rappresentare tutte quelle legate all'Arma dei Carabinieri di Treviso. E adesso ci spostiamo al comando provinciale di Belluno. Tra la gente, per la gente. È questo il punto più volte rimarcato stamane dal comandante Francesco Rastelli in occasione della cerimonia per i 208 anni dall'istituzione dell'Arma dei Carabinieri, a cui hanno partecipato diverse autorità civili e militari del bellunese. Una ricorrenza che richiama i valori di responsabilità, onestà e lealtà dei membri dell'Arma nell'adempimento dei doveri di tutela e salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti tutti. Un atto solenne che ricorda sia i militari in servizio che i nostri caduti e soprattutto anche per dare risalto alle attività che hanno meritato una particolare attenzione e ricompensa dei nostri collaboratori. Tra questi il carabiniere Martina Pigliapoco, premiata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a seguito del salvataggio della vita di una donna avvenuto nell'ottobre del 2021 a Perarolo di Cadore. Sono orgogliosa di poter portare lustro all'Arma dei Carabinieri per il lavoro che facciamo ogni giorno, come ho fatto io, tanti altri colleghi che indossano una divisa e si spendono per cercare di fare il meglio ogni giorno. Non si è parlato di numeri e di bilanci, ma solo della generale buona riuscita dell'attività di controllo dell'Arma, con particolare riferimento alla gestione dello stato di emergenza durante i 2 anni di pandemia. Per quanto concerne invece il resoconto delle attività criminose nel bellunese, la situazione è rimasta pressoché stabile, nonostante un aumento dei casi di violenza domestica a scapito delle fasce più deboli. E la tendenza generale rimane pressoché costante, anzi registriamo delle diminuzioni in alcuni reati predatori come furti o borseggi. Sicuramente invece abbiamo notato un forte aumento dei reati contro le fasce deboli, l'introduzione del codice rosso e di conseguenza un'immediata attivazione degli strumenti di sostegno alla vittima hanno documentato che c'è stata un'impennata a livello provinciale. Piccola pausa pubblicitaria adesso per poi rientrare fra poco in studio con la sanità, l'attualità, tante altre notizie. A fra poco. Mancano 10 minuti alle 13, siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Allora chiudiamo per un attimo la pagina della
cronaca e, come detto prima di lanciare la pubblicità, parliamo di sanità, perché continua a tener banco la polemica su i casi di disorganizzazione legati all'ULSS 7 Pedemontana del direttore generale Carlo Bramezza, un'area, quella del Bassanese, che è particolarmente scottata in fermento fra raccolta firme contro appunto la gestione attuale della sanità locale e tante segnalazioni, decine e decine di segnalazioni che ogni giorno arrivano in redazione. Ebbene, proprio il direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, ha parlato nei giorni scorsi di una ripresa del San Bassiano e dell'ULSS in generale, ma i dati lo smentiscono, quindi non dicono le stesse cose. Vediamo. Numeri in crescita per l'ULSS 7, interventi chirurgici superiori del 105%, prestazioni in ripresa. Questo è il ritratto dell'azienda sanitaria pedemontana che emerge dalle dichiarazioni del DG Carlo Bramezza. Peccato che le carte diano un quadro diverso. Qualche esempio? Eccoli i dati che non collimano con quanto dichiarato dal DG Bramezza direttamente dai documenti dell'ULSS 7. Nel primo quadrimestre del 2022 sono stati effettuati 7.060 interventi chirurgici negli ospedali dell'azienda sanitaria pedemontana. Certo, 1.000 in più rispetto all'anno scorso, ma 1.000 in meno rispetto al 2019. Per il Sono San Bassiano il numero degli interventi è praticamente inalterato sull'anno scorso, ma c'è un calo di 543 operazioni rispetto al 2019. Per il solo mese di aprile sono stati 156 gli interventi in meno nel giro di 2 anni, dei quali 90 solo a Bassano. La specialistica ambulatoriale non è da meno, perché se nel primo trimestre del 2022 le prestazioni a livello di ULSS 7 sono state 195.000, nello stesso periodo del 2019 erano state 225.000. C'è una differenza di 30.000 prestazioni andate in fumo in 3 anni e l'azienda è indietro pure sull'anno scorso, quando erano state fatte 203.000 prestazioni, escluse le branche di laboratorio. Il peso maggiore anche in questo caso è sopportato dal San Bassiano, 18.000 prestazioni in meno nei primi 3 mesi rispetto al 2019, 2.000 in più rispetto all'anno scorso, quando sappiamo tutti cosa stava accadendo in Veneto e nel mondo. Per non parlare dello scollamento fra quanto ribadisce la sanità e quello che dicono invece ogni giorno i cittadini, che fanno la fila per firmare la petizione per un San Bassiano com'era e che ci raccontano ogni giorno casi di disorganizzazione nell'ULSS 7. Cittadini che non vogliono essere trattati come numeri, ma come persone. E i nostri microfoni sono sempre aperti anche per il DG Carlo Bramezza. Dall'ULSS 7 all'ULSS 2, boom di codici bianchi al pronto soccorso. Il fine settimana, in particolar modo la giornata di domenica, è stata una cosiddetta giornata di passione, complice anche i malori per l'AFA. Per questo l'ULSS 2 sta correndo ai ripari chiedendo rinforzi. Sono previsti nuovi infermieri e il coinvolgimento anche dei medici di base. Noi abbiamo avuto ieri oltre 400 persone, 450 persone, una cosa indescrivibile, perché colpo di calore e altre cose. Oggi abbiamo un lacrite e andremo a chiedere del personale extra turnover degli infermieri per gestire i codici bianchi in modo tale da nel triage da avere la possibilità di avere del personale oltre quello che è previsto in dotazione organica, proprio per queste fasi di eccesso che purtroppo ci sono e capitano soprattutto d'estate. Chiama i rinforzi il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Il trend di codici bianchi in ingresso al pronto soccorso è in continua crescita. L'estate prevista torrida non aiuterà. 2 le mosse, la prima con il coinvolgimento di nuovi infermieri. Abbiamo questa graduatoria e abbiamo la possibilità di prendere ancora una ventina di infermieri senza toccare i centri servizi e case di riposo. Quindi lo faremo da questa graduatoria mandando via i telegrammi. Oggi immagino che avremo l'autorizzazione e dopo li metteremo a supporto di pronti soccorso. La seconda azione, in fase di concertazione con le associazioni di medici di base, prevede il coinvolgimento proprio dei dottori di famiglia nella gestione dei codici bianchi in pronto soccorso. Possono venire anche i medici qua in pronto soccorso da una mano a turnazione e quindi oltre che nella continuità assistenziale potenziamo la continuità assistenziale per il periodo estivo, che è il periodo più duro.
Il direttore generale però rassicura: se da un lato saranno garantite le 2 settimane di ferie al personale, dall'altro verrà comunque smaltita l'attività ordinaria rallentata dal Covid. Faremo qualche riduzione di posti letto nell'area medica, che è quella di tutti gli anni. Continueremo con l'attività chirurgica, che invece andremo a ridurre minimamente nel mese di agosto. Una volta riducevamo da giugno a settembre, quest'anno non lo faremo, proprio per recuperare le liste d'attesa. Altro capitolo, quello del disagio giovanile. Benazzi qui aggiorna la contabilità del futuro concorso per psicologi da inserire nei SERD e nei consultori familiari. Per quanto riguarda il problema del baby gang, siamo impegnati, stanno facendo il concorso di psicologi. Ricordo a tutti che l'USL di Treviso ne sta assumendo, ne assumerà oltre 35, che saranno ovviamente collocati nelle aree di più difficoltà, in modo tale da aiutare le forze pubbliche, aiutare i comuni nella lotta a queste forme estreme di partecipazione dei giovani. Continuiamo a parlare di sanità, ci spostiamo nell'ULSS 3 Serenissima, che si amplia e rinnova con ambulatori speciali e ospedali intermedi per ricoverare i pazienti che hanno meno bisogno di cure, ma che comunque non possono ancora essere dimessi. Rivoluzione nell'ULSS 3 Serenissima. Nel piano regionale ci sono 24 strutture distribuite in provincia, 12 ospedali di comunità e altrettanti case della comunità. Dei primi alcuni sono già in funzione, altri invece saranno attivati prossimamente. Per le seconde è tutta una novità. L'obiettivo è quello di realizzarle entro la fine del 2026, il termine indicato per l'uso dei fondi del PNRR, attraverso cui saranno finanziate con 35 milioni di euro. Per quanto riguarda gli ospedali di comunità, si tratta di luoghi di degenza intermedia, dove il paziente ricoverato non è più un malato acuto, ma non sta ancora così bene da poter tornare a casa. Le case della comunità invece sono una novità. Una sorta di maxi ambulatorio contenente più servizi, che fungeranno da primo punto di riferimento per la popolazione e che dovrebbero essere aperte 24 ore su 24. E come sempre chiudiamo la pagina della sanità dandovi conto del report, il report giornaliero di Azienda Zero. Oramai lo sapete, è una fotografia dello stato attuale della diffusione del virus nel nostro territorio, nella nostra regione. Sono dati che riguardano appunto le ultime 24 ore. Diamo una rapida occhiata al delta dei nuovi casi positivi, che fa segnare un più 2.468, il numero indicato qui dal cursore, quindi quasi 2.500 nuovi casi di positività intercettati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il numero dei casi attualmente positivi supera i 26.315 casi attualmente positivi nella nostra regione. Noi adesso scorriamo la tabella e andiamo a vedere altri numeri, quelli che estrapoliamo ogni volta che abbiamo a che fare con questo report. Si tratta delle ospedalizzazioni in area non critica, che fanno segnare un incoraggiante -8, quindi si liberano 8 posti Covid dai nostri ospedali. Crescono le terapie intensive, +2 rispetto a 24 ore fa, e purtroppo segnaliamo anche oggi il decesso di 6 persone causa Covid. Noi siamo rientrati in studio per cambiare adesso argomento, quindi chiusa la pagina della sanità, parliamo di caro bollette. 5 milioni sono stati stanziati dal Comune di Venezia per aiutare le famiglie in difficoltà, ma dichiara l'assessore alla coesione sociale, anche il governo deve fare la sua parte. La ripartenza è utile anche perché se avessimo avuto la combinazione chiusura della città, chiusura dei posti di lavoro e aumento del costo della vita,
avremmo vissuto veramente una situazione quasi esplosiva dal punto di vista sociale. Quindi la ripartenza in questo senso aiuta molto, che le famiglie tornino a lavorare e vedere un reddito è fondamentale. A Venezia tutto è ripartito, lo confermano le presenze turistiche, ma se da un lato c'è un rientro in termini economici e il lavoro per molti è tornato come ai tempi pre-Covid, dall'altro bisogna fare i conti con gli aumenti caduti a pioggia sulle famiglie, dal gas alla benzina. Cifre da capogiro che rischiano di mettere nuovamente in ginocchio chi piano piano è riuscito a rialzarsi dopo la batosta del Covid. In particolare pensiamo alle utenze, gas e energia elettrica stanno avendo appunto dei valori ormai fuori da ogni previsione qualche anno fa. Quindi questo ci interroga moltissimo come anche amministrazione lato sociale per far sì che si accompagnino quelle famiglie che già erano in sofferenza durante il Covid e che non si sono ancora pienamente rialzate in questo momento difficile. Di pochi giorni fa anche l'annuncio di un aumento sulla tassa dei rifiuti. Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per un piano biennale di accompagnamento delle famiglie, sapendo che poi i comuni non hanno la ricetta per ogni problema, ma servirebbe un maggiore impegno statale per comprimere i costi dell'energia e anche i costi della benzina, perché mediamente noi usiamo la macchina per andare a lavorare, non la usiamo più o poco per il tempo libero, visto che è sempre meno. Ecco, a sapere che oggi un pieno costa il 20, il 30% in più rispetto solo a qualche mese fa, ovviamente incide moltissimo nel bilancio familiare, specie di quelle famiglie che usano la macchina appunto per lavorare. Quindi siamo molto preoccupati ma anche molto attenti in tal senso e siamo pronti a fare la nostra parte, sperando che appunto che possa essere sufficiente, ma pronti anche a rafforzare eventuali interventi. Occhi puntati sui lavori realizzati grazie al superbonus. Di che cosa stiamo parlando? Il presidente della Commissione Industria al Senato ha presentato un'interrogazione sulla legalità e sulla sicurezza nel mondo del lavoro in Veneto. Vediamo. Sviluppo e progresso non possono avvenire a danno dei lavoratori o dell'ambiente. Per questo il senatore Gianni Pietro Girotto di San Donà di Piave, portavoce del Movimento 5 Stelle in Senato e presidente della Commissione Industria a Palazzo Madama, ha presentato un'interrogazione specificatamente sulla situazione del Veneto a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Il fatto che lei abbia presentato l'interrogazione proprio per il Veneto significa che c'è un caso Veneto per quello che riguarda la sicurezza sul lavoro? Ma semplicemente il Veneto è tra i primi usufruttori del superbonus, quindi a livello di numeri sì, e ci sono parecchie casi purtroppo assolutamente non positivi di non rispetto delle regole. In Veneto, nei luoghi di lavoro, sostiene Girotto, si riscontrano ancora troppe situazioni di illegalità ed è questo il motivo che lo ha spinto a presentare un'interrogazione in merito. Il provvedimento del superbonus ha determinato un enorme aumento nel numero di aziende nuove che si sono costituite, non sempre con tutti i crismi di responsabilità, quindi su questo andremo a verificare. In più chiederemo ai carabinieri un ulteriore aiuto, anche oggi hanno evidenziato che stanno girando per i cantieri, per i controlli, quindi c'è il settore edile e poi c'è il settore ambientale che è estremamente importante perché il Veneto purtroppo ha parecchi record negativi di mancata tutela ambientale. Tour in Veneto della ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, a Mestre l'incontro con le categorie e le associazioni per discutere di imprenditoria femminile. Sono ancora troppe le donne che devono scegliere tra lavoro e famiglia e i nomi maschili continuano ad apparire ai vertici delle principali società. Temi prioritari da affrontare per la ministra Elena Bonetti, che oggi a Mestre ha incontrato le categorie. Abbiamo parlato di imprenditoria femminile, della qualità anche dell'esperienza imprenditoriale femminile in questo territorio e delle nuove sfide che istituzioni e imprese insieme devono affrontare per il Paese. È in quest'ottica che come governo stiamo lavorando e abbiamo lavorato nell'ambito dei fondi a sostegno dell'imprenditoria femminile per il PNRR e il grande incentivo e investimento sull'impresa come opportunità di sviluppo e di lavoro anche non solo per le donne ma per tutto il Paese nell'ambito del Family Act. Un pacchetto oggi divenuto legge con investimenti nei servizi territoriali come asili nido o infrastrutture sociali, congedi di paternità e maternità paritari e supporto alle donne lavoratrici, anche con un sostegno per i servizi domestici ed educativi territoriali. È stato pubblicato il bando Riparto da 50 milioni di euro da destinare alle imprese perché sostengano e favoriscano il rientro delle donne al lavoro dopo la maternità. La ministra ha poi commentato il caso Verona Fiere con la nomina di un CDA completamente maschile.
È falso e offensivo dire che nel territorio di Verona o nella regione del Veneto non ci siano competenze femminili capaci invece di assumere questo ruolo di responsabilità. Le donne competenti ci sono, basta volerle cercare. Ecco perché le quote rosa hanno rappresentato e tuttora rappresentano una leva importante per evitare che queste discriminazioni possano essere perpetrate. Visto il particolare momento di difficoltà per molte famiglie a livello economico, il Family Act andrà in loro soccorso. Con l'assegno unico universale dà un sostegno strutturale alle famiglie con i figli, sono 20 miliardi di euro che sono già oggi presenti, nuovi in più nelle casse familiari. Per quanto riguarda il tema dell'emergenza energetica, che è un tema di questi mesi, il governo ha investito 30 miliardi di euro per sostenere imprese e famiglie, con un ampliamento in particolare della platea delle famiglie che possono accedere al sostegno economico, quindi non avere aumenti nelle bollette sia della luce che del gas. Per famiglie che hanno meno di 12.000 euro di ISEE stiamo parlando di un 40-45% dei nuclei familiari del nostro paese. E adesso l'ultimo break pubblicitario, rientriamo in studio fra 2 minuti, fino alle 13.30 saremo in diretta in vostra compagnia, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, abbiamo chiuso la parentesi della sanità, abbiamo parlato di cronaca in un'ampia pagina che ha interessato tutta la prima parte del nostro giornale. Adesso spazio all'attualità, alle notizie dal territorio, notizie di colore, di costume, ma dobbiamo parlare anche di alpini, di insomma turismo ed economia. Partiamo però da Vicenza, che investe nell'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi in 24 fermate del trasporto pubblico locale per un investimento di 350.000 euro. 24 fermate del trasporto pubblico locale accessibili a tutti, progetto che rientra in un piano di eliminazione delle barriere architettoniche dell'amministrazione in cui sono stati investiti 350.000 euro, che permetterà a persone con disabilità di accedere con maggiore agio ai mezzi. Adeguamenti che prevedono dal rialzo dei marciapiedi alla pavimentazione tattile per i disabili visivi. In questa fermata in particolare aveva un'altezza rispetto alla carreggiata di 13 cm ed è stata portata a 18 cm. Piccola differenza da 13 a 18, ma fondamentale per garantire, con la premessa che l'autobus sia un autobus con il pianale inclinabile, si chiama cleaning, e quindi quando arriva alla fermata l'autista attiva questo meccanismo per ridurre il dislivello di molti centimetri. E poi esce una pedana manuale in presenza di persona con deambulatore o con una carrozzina, per esempio, per consentire, alzato di 18 cm, altezza del piano inclinato con la pedana, di superare il dislivello mancante con una pendenza inferiore al 6%, quindi molto molto più facile. Piano di abbattimento delle barriere architettoniche per le prime 19 fermate, che ha preso il via a settembre dello scorso anno e proseguirà anche nei prossimi mesi. È in corso infatti la progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di altre 9 fermate del trasporto pubblico locale in via Pasubio, in occasione della riqualificazione messa in sicurezza della strada. Stanno per partire infine i lavori di abbattimento delle barriere in altre 4 fermate in via Legione Antonini e via La Marmora. Festa grande a Rozzo per l'inaugurazione della nuova sede degli alpini e le penne nere scaldano i motori in vista della Triveneta di luglio. Manca un mese alla dunata Triveneta, che riporterà un fiume di penne nere ad Asiago, e gli alpini dell'altopiano scaldano i motori con l'inaugurazione della nuova sede del gruppo di Rozzo. Le note di 33 risuonano fra le case del paese, i boschi e i prati, assieme all'inno di Mameli e alla canzone del Piave, con gli onori ai caduti e tanta emozione. Si parte con il nostro raduno
del terzo raggruppamento, che è l'8, 9 e 10 di luglio, in occasione anche della cerimonia dell'Ortigara, la terra sacra degli alpini, sono quella colonna per non dimenticare. Nella sede tanti oggetti ricordano la figura di Cristiano Dal Pozzo, indimenticabile penna nera di Rozzo. E l'emozione fa tremare la voce anche al sindaco, guarda caso, alpino pure lui. Una giornata memorabile, una giornata che ricorderemo, una giornata per la gente di montagna, perché qua siamo tutti alpini, una sede messa volentieri a disposizione dall'amministrazione comunale, da quella che io presiedo e dalla precedente presieduta dal sindaco Aldo Pellizzari, che ricordiamo con grande affetto. Ci hanno lavorato naturalmente come sempre gli alpini con il loro prezioso volontariato e hanno trasformato quella che era una stanza vuota in una chicca nella quale sarà bello trovarsi per le nostre attività di associazione. La durata triveneta sarà l'occasione per rivedersi ancora una volta, ma i vecchi lanciano un appello alle nuove generazioni. Speriamo di trovare uno giovane che il prossimo anno abbia anche la volontà di prendersi a cuore questa carica, perché i giovani nostri sono meravigliosi, sono importanti, sono tanti, ci aiutano tanto, però non vogliono assumersi delle responsabilità che sarebbero più adatte a loro in questo momento, perché noi che andiamo verso i 70 anni abbiamo già dato qualcosa. Il gonfalone di Spinea, risalente agli anni 50, è tornato nella sala del Consiglio Comunale al termine di un lungo restauro che ha coinvolto diverse associazioni del territorio. Il restauro del gonfalone è consistito praticamente nel ridare dignità, idratazione, e consistenza al manufatto che mi si è presentato completamente lacerato, soprattutto nella parte inferiore. Il gonfalone di Spinea, risalente agli anni 50, è stato riconsegnato alla città e ha ripreso il suo posto in una bacheca in sala consiliare al termine di un restauro promosso un paio d'anni fa dal presidente del Consiglio Claudio Tessari. Ho trovato questo gonfalone abbandonato in un angolo, era arrotolato e sicuramente sarebbe andato perduto, e ho pensato di raccoglierlo e poi con l'aiuto di molte associazioni coordinate dall'Associazione Amici del Presepi siamo riusciti a restaurarlo. Noi come Associazione Amici dei Presepi Spinea siamo un po' i capofila di questa organizzazione, però ci sono state un'altra decina di associazioni del territorio che ha collaborato insieme anche ad alcuni privati, e questo pone in essere e mette in evidenza l'interesse che c'è stato verso il restauro di questo simbolo importante che è il gonfalone della città di Spinea. Il restauro del gonfalone è stata anche occasione per produrre una pubblicazione con notizie inedite o poco conosciute di Spinea, risalendo a ritroso negli anni. Operazioni all'insegna di un recupero dei simboli storici, culturali e architettonici della città. Questo quindi si allinea con quella che è il nostro principio fondante di creare quell'identità per Spinea e quella valorizzazione dei nostri tesori nascosti. Ci auspichiamo che quindi questo patrimonio venga ricondotto alla città e quindi che stimoli tutti a una maggiore passione per la cosa civica politica. Oltre 7.000 partecipanti su quasi 1.800 barche provenienti da 30 nazioni di tutti i continenti. Insomma, la Vogalonga di Venezia è tornata ai livelli pre-pandemia. Un grande colpo d'occhio nella cornice più bella del mondo. La Vogalonga è tradizione, venezianità e amore per questa città, e i numeri lo dimostrano. Tanti partecipanti, tanto entusiasmo. Neanche il lockdown era riuscito a fermare la Vogalonga, che nel 2020 aveva comunque voluto onorare l'appuntamento in forma virtuale. Ma ora, finalmente, migliaia di partecipanti provenienti da 30 nazioni, dall'America all'Europa, dall'Africa all'Asia e all'Oceania, hanno potuto remare lungo i 33 chilometri previsti dal percorso. Quasi 1.800 imbarcazioni, più di 7.000 avogatori e tutto il popolo del remo in festa che può ripercorrere finalmente il percorso della Vogalonga, gioendo di questa giornata e assaporando il gusto della laguna e dello sport e diciamo dell'unità nel remo. E adesso ci spostiamo a Bassano per una questione legata sia all'ambiente che alla politica cittadina, perché dopo la notizia dell'arrivo di capannoni e cemento a San Lazzaro, anche un altro quartiere di Bassano, Sant'Eusebio, si trova alle prese con un progetto che arriva dal passato. Vediamo.
Benvenuti in via del Guado, quartiere di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. Qui alle mie spalle scorre la Brenta, un luogo veramente incantevole. Qui invece, dove stiamo andando adesso, c'è un'area che per i regolamenti comunali è un'area verde, ma qui potrebbe sorgere una palazzina, un edificio residenziale privato grazie a un accordo fra pubblico e privato contenuto in questi documenti. In soldoni l'area verde in questione diventerebbe edificabile con una variante in cambio della cessione al pubblico di una fetta di terreno per la creazione di uno spazio verde. La bozza di accordo c'è già. Noi ne abbiamo parlato con i residenti. Sentite che cosa ci hanno detto. Succede che abbiamo saputo, non da questa amministrazione ma per altre vie, ad esempio consultando l'Albo Pretorio, che questa zona a fianco, che è una zona verde in un posto molto sensibile e particolare per la città, dovrebbe essere oggetto di una costruzione di una palazzina pare oltre 400 metri quadrati. E non è tutto, perché oltre a un percorso amministrativo c'è un rapporto fra l'amministrazione di Elena Pavan e i cittadini nel quale insomma sono saltati un po' quelli che erano gli accordi. Questa amministrazione aveva detto che avrebbe avuto, come dire, sensibilità, accanto allo slogan "si cambia", per i quartieri, per i cittadini, promettendo addirittura 2 riunioni al mese per sensibilizzare, far presente quello che il comune voleva e intendeva fare. Adesso ci troviamo in questo quartiere dove c'è questo progetto che non conoscevamo, e sembra che si facciano le cose, si decide e poi successivamente si informa la gente a fatto compiuto. Allora siamo francamente delusi, almeno personalmente, per questo atteggiamento, e vorremmo anche noi, come tutti i cittadini, dire la nostra, perché questa è una zona della città di Bassano, ancora prima che del quartiere di Sant'Eusebio. La faccenda è questa: con le ultime 2 amministrazioni comunali i tentativi di arrivare alla costruzione di un edificio residenziale in quest'area verde erano andati a vuoto. Pare invece che stavolta si possa arrivare a un risultato concreto, quindi le persone che sono abituate a passare da queste parti per una passeggiata si preparino magari a vedere un panorama diverso. Parliamo adesso di turismo, segnali positivi di ripresa. Noi adesso nel prossimo servizio ci concentriamo proprio sul bassanese, quindi inizia la stagione estiva, i fatturati sono da record, ma paradossalmente gli utili sono in calo. Vediamo. È cominciata l'estate, o meglio, la stagione turistica estiva. Il ponte del 2 giugno, come ogni anno, apre le porte al grande caldo, ma soprattutto ai tanti turisti. Numeri che dopo 2 anni di pandemia lasciano ben sperare, soprattutto perché a tornare a viaggiare in Italia sono loro, gli italiani. Finalmente sono tornati gli italiani, dopo tanto tempo mancavano. Infatti le prime settimane di questo inizio di stagione turistica era stato soprattutto preso d'assalto, diciamo, dagli stranieri, soprattutto di lingua tedesca. Un turismo, quello del territorio bassanese, che punta alla natura e agli sport outdoor. Ancora una volta il cicloturismo si riconferma una delle attività più richieste da fare appunto all'aria aperta, ma non solo, anche il rafting, il volo libero e tante altre. Un maggio da incorniciare, fatturati quasi da record. Discorso a parte per gli utili che a causa della delicata situazione economica globale lasciano un certo amaro in bocca. E le spese stanno erodendo veramente grandissima parte del fatturato, l'aumento delle bollette in primis, ma non solo, anche tutta la materia prima è aumentata. Dal bassanese al trevigiano, nei giorni 10, 11 e 12 giugno si terrà l'evento Comunità in Festa a Villa Manfrin Margherita. In questi 3 giorni troverete tante attività legate alla Convenzione di Faro, alla valorizzazione dell'eredità culturale, del patrimonio culturale e soprattutto dei momenti di aggregazione e partecipazione comune. Il 10, 11 e 12 giugno nel parco di Villa Manfrin Margherita a Treviso si terrà il convegno Simposio Trevigiano, le comunità patrimoniali tra il dire e il fare nei giorni di Comunità in Festa. Il simposio trevigiano sarà promosso dall'Associazione Culturale Gioiosa e Atmorosa,
Tarvisium Gioiosa, in collaborazione con l'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e dal Consiglio d'Europa. 3 giorni di incontri per la conoscenza, valorizzazione e implementazione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro, promossa dal Consiglio d'Europa. Queste 3 giornate nascono perché abbiamo il desiderio di festeggiare effettivamente Villa Margherita inclusiva. Le comunità, come anche la nostra, ci metto dentro a quella che è la comunità sulla città dipinta di Treviso, Tarvisium Gioiosa, e tutte quelle altre piccole e grandi comunità e persone che si adoperano per il bene collettivo, il bene comune e il bene patrimoniale. Un luogo chiuso da anni diventa un punto di riferimento per la cittadinanza grazie ad associazioni come Veneti Schiacciati dalla Crisi che mirano a far rinascere Villa Manfrin Margherita inclusiva. Alla festa sono invitate anche le famiglie con i loro bambini. I bambini, i ragazzi, le famiglie, come è stato in questi 2 giorni di venerdì e sabato con la sicurezza stradale, ma soprattutto far diventare Villa Margherita inclusiva. Questo è l'obiettivo, con l'arte, con la storia, con le radici, con la cultura, ma anche con i giochi. Restiamo in provincia di Treviso. A Castelfranco Veneto gli studenti del liceo Giorgione si preparano a dire addio ai container, via ufficiale ai lavori di ampliamento. Rimarranno solo un ricordo i container per i ragazzi del liceo Giorgione di Castelfranco Veneto. In mattinata l'avvio ufficiale del primo stralcio dei lavori di ampliamento della scuola superiore nell'area che confina con la nuova palestra dell'istituto Nightingale. Prevista la creazione di spazi condivisi che metteranno fine a disagi e polemiche. 3.785.000 euro l'ammontare della spesa, termine dei lavori aprile 2023. Oggi doppia soddisfazione da Presidente e Sindaco, dopo i lavori di Montebelluna, dell'Artistico di Treviso e a Vittorio Veneto è arrivato il turno di Castelfranco. Partono queste 15 aule attese da tempo, un importo di lavori da 3.785.000 euro grazie a un contributo statale di 3 milioni e la differenza messa da noi provincia. Risolve un problema annoso, cioè quello dei container al Martini. Il prossimo anno troveranno soddisfazione quei ragazzi che da tanto stavano attendendo questa soluzione. Un evento dunque per Castelfranco al quale hanno preso parte il prefetto Angelo Sidoti, parlamentari e consiglieri regionali, oltre alla vice dirigente scolastica del Giorgione Deborah Lotto e alla dirigente del Nightingale Mariella Pesce. L'area interessata è quella tra Via Verdi e Via Bellini. L'edificio su 3 piani che vi sorgerà sarà ecosostenibile e a impatto energetico zero. Un enorme lavoro che vedrà comunque la realizzazione intanto per il momento parziale di 15 nuove aule e a seguire tutto il resto. Quindi è un giorno di festa per noi oggi che segna l'inizio di un lavoro che stiamo cercando di portare avanti ormai da qualche anno. E il Sole 24 Ore, come ogni anno, stila la classifica delle province italiane in cui si vive meglio, la qualità della vita per i bambini, per i giovani, per gli anziani, sotto la lente di ingrandimento. Vediamo com'è andata nella Marca. 10,77,24. Non stiamo tentando la fortuna, ma stiamo dando le posizioni conquistate dalla provincia di Treviso nell'ultima classifica del Sole 24 Ore che analizza la qualità della vita in Italia differenziando tra bambini, giovani e anziani. 10ª posizione per la qualità della vita dei bambini. La Marca è davanti a tutte le altre province venete, Vicenza è solo 24esima. Meno soddisfacente il posizionamento se si guarda ai giovani. La Marca scende al 77esimo posto, in Veneto al primo posto c'è Belluno seguita da Vicenza. Poi è la volta degli anziani che a Treviso tutto sommato stanno bene, anche se stanno meglio a Padova, Verona e Vicenza. Oltre alla classifica finale, l'indagine del quotidiano economico scandaglia anche diversi indicatori e qui la fotografia della nostra provincia assume contorni più nitidi. Per i giovani a pesare il saldo migratorio, chi se n'è andato dalla città e le tariffe dei canoni di locazione. Il livello dei costi dei canoni per l'affitto per i più giovani che è troppo alto. Se vogliamo lavorare su questo per trattenere qui i giovani dobbiamo fare canoni speciali, dobbiamo fare abitazioni per studenti universitari e giovani coppie. Dall'altro lato bisogna lavorare molto sulla qualità della formazione e dell'istruzione, cercando di dare risposta ai bisogni di una istruzione sempre più tecnologica, sempre più al passo coi tempi. Un welfare più attento ai giovani, per loro mancano strutture e luoghi di aggregazione, mentre per i bambini e gli anziani mancano i servizi di cura.
Il numero dei pediatri ogni 1000 abitanti, fascia 0-14, ci fa precipitare dalla 10ª alla 92ª posizione, mentre l'assistenza domiciliare agli anziani arranca. Treviso scende al 29º posto. Sembra che sia necessario creare un ecosistema che sia attrattivo per i giovani e capace di trattenere nel nostro territorio i giovani che abbiamo formato. Per far questo serve una cabina di regia, un'unità di crisi che metta insieme tutte le forze migliori del territorio. Penso ai nostri sindaci, alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria, al mondo dell'università e dell'istruzione, ma anche al terzo settore. E rischia di sfociare in una denuncia la bravata commessa da 3 giovanissimi in un orto di Santa Giustina in Colle. Vediamo. Entrano nell'orto, strappano delle cipolle e poi le lanciano per strada fuggendo a tutta velocità in bicicletta. È accaduto a Santa Giustina in Colle, ma potrebbe avere conseguenze l'atto di vandalismo commesso da 3 giovanissimi. Ad accorgersi di quanto accadeva, il proprietario, che ha tentato invano di rincorrere i 3, ha affidato ai social la sua amarezza. Qualcuno dirà che è una ragazzata, per me è una violazione di domicilio, scrive in una pagina dell'Alta Padovana, aggiungendo che tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di casa. L'invito passa alle famiglie. Chiedete ai vostri figli come hanno passato il pomeriggio. Delle scuse potrebbero evitare una denuncia. E continua il nostro cammino di avvicinamento verso lunedì 13 giugno, giorno di festa per Padova, ma non solo, insomma, giorno delle celebrazioni di Sant'Antonio, fino al 9 ottobre in Basilica l'ostensione del giaciglio, del guanciale, del cilicio e del saio di Sant'Antonio. Intanto continua il pellegrinaggio numeroso, incessante di tanti devoti che raggiungono Padova per appunto le celebrazioni del 13 giugno. Con Gesù tra le braccia, è questo il nome scelto per l'ostensione nella cappella del tesoro della Basilica del Giaciglio di Sant'Antonio. La tavola di Campo San Piero, dipinta da Antonio da Murano 2 secoli dopo la morte del frate nel 1486, è fresca di restauro. Accanto questo masso che il santo avrebbe usato come guanciale, il reliquiario del cilicio e i resti del suo saio, un unicum espositivo al centro della cappella che resterà in Basilica fino al 9 ottobre e che avvicina il devoto al santo nelle sue ultime ore di vita. Intanto continua il pellegrinaggio dei fedeli con 17.000 passaggi registrati alla Cappella delle Reliquie. Siamo dalla Spagna, facciamo anche la preghiera dovuta, lasciamo qui un desiderio che si può fare a Sant'Antonio. Si fa il giro della chiesa, si prega nell'arca del santo che dove sta la sua tomba e poi dopo si mette questo bigliettino in una buca a proposito. Siccome Sant'Antonio è il santo dei miracoli, poi speriamo che il miracolo che chiede questa gente si possa verificare. Molto spesso si verifica e la gente torna qui a Padova per mettere una placca di grazia ricevuta. Siamo di tutta la Germania, siamo di svizzero. Sì, chiediamo anche un po' di pace, visto che serve molto. È la prima volta che vede il santo? Sì. Da Ponte San Nicolò. E venite tutti gli anni per il 13? Sì, perché è il nostro anniversario di matrimonio, il giorno di Sant'Antonio. E allora siamo venuti a dare una benedizione e abbiamo ascoltato la messa. E quindi voi vi siete sposati quanti anni fa? 58. Vi ha portato bene il 13 giugno? Sì, speriamo di sì. Un santo che non si è mai allontanato dalla sua gente, portando la sua benedizione negli anni di pandemia, nel 2020 con il volo delle reliquie sull'elicottero e la solenne benedizione all'ospedale di Schiavonia, nel 2021 con il pellegrinaggio lungo le vie d'acqua tra Padova e Venezia della reliquia dell'avambraccio. Momenti che il gruppo Media Nord-Est ha vissuto con voi su Rete Veneta con record di spettatori. In questo 2022 Padova attende il ritorno, il 13 giugno, della solenne processione delle reliquie del santo lungo le strade della città. E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Focus TG. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti con l'informazione serale di Rete Veneta, con TG Bassano, con TG Vicenza e poi appuntamento domani puntuali alle ore 12 per un'altra diretta del nostro Focus TG. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona giornata.